Bentornati tutti in questo nuovo episodio di Spacchettatega. Oggi andremo a vedere il nuovo Laser Master 3 della Ortur e lo metteremo a confronto col modello precedente per capire le differenze e farvi un'idea molto più chiara di quale è meglio comprare. Quindi mettetevi comodi e cominciamo subito. Come ormai avrete notato sicuramente c'è un boom di questi laser incisori che ormai qualsiasi brand sta producendo. Chi prima faceva stampanti adesso si mette a fare laser, chi fa già laser e li migliora ogni anno. Complice sicuramente di questo boom è l'avanzamento tecnologico che permette di creare moduli laser sempre più efficienti. Cosa completamente diversa che fino a qualche anno fa c'erano dei moduli laser a dir poco imbarazzanti che non riuscivano a farti fare praticamente nessun tipo di lavoro. Tutti i brand comunque si scoppiazzano a vicenda rubando caratteristiche, cercando di risparmiare sui componenti e di creare la loro versione, tutti partendo dal modello questo qua, il Laser Master 2 Pro della Ortur, che sicuramente è stato un best buy del 2021. Ho fatto un video a riguardo, ve lo lascio qua in alto. Come ormai Ortur ci ha abituato, la confezione è minimale, ben compatta e tutta organizzata al meglio. All'interno troviamo ovviamente tutti i manuali, i componenti per il laser e tutti gli accessori contenuti in questa scatolina piccolina. Ben fatto. Anche gli occhiali hanno subito un upgrade, sono adesso di questa colorazione arancione che sembra la stessa plastica che protegge il modulo laser. Sicuramente molto fighi. Come vedete la macchina è realizzata con questi profili in alluminio dedicati, non i soliti standard che troviamo per capirci, che rendono l'assemblaggio di questa macchina di una stupidità incredibile. Infatti bastano solo 4 viti per assemblare tutta la macchina. È stata sicuramente il laser più semplice che io abbia mai assemblato. Grazie a questo ottimo lavoro di progettazione infatti la macchina è molto solida, non ha nessun gioco nei loro movimenti, il che gli permette di andare ad una velocità assurda di 20.000 mm al minuto. Questo lo rende il laser a diodo più veloce in commercio finora. Giusto per informazione, il modello precedente va alla metà, a 10.000 mm al minuto. Ovviamente ci sono stati anche degli aggiornamenti del modulo laser che passa dai 5,5 watt del modello precedente ai 10 watt. Hanno messo due laser a diodo da 5,5 watt, uno di questi colpisce uno specchio a 45 gradi ed entrambi vanno a colpire lo stesso punto, così da ottenere una potenza di 10 watt. Pensate addirittura che esistono altri brand che producono laser che hanno fatto dei moduli da 20 watt che utilizzano 4 fasci laser che puntati su degli specchi, andando a sommare per lo stesso discorso che abbiamo appena detto, fanno un laser da 20 watt. Questi qui dichiarano almeno che riescono a tagliare anche piccole lamiere in metallo. Se volete vedere un contenuto con questi laser da 20 watt per fare dei test per il taglio metallo, lasciate qua sotto un commento con scritto Tega Laser. Tornando al nostro modulo laser, invece, come vedete sicuramente è stato fatto un grande lavoro anche dal punto di vista del design, rendendolo piccolino e compatto, che serve sicuramente per il discorso degli spostamenti a 20.000 mm al minuto. Immaginate di avere un modulo un po' più grande, con quella velocità il laser si sposterebbe a destra e a sinistra. Un altro fantastico upgrade che hanno fatto, copiando il mio video di quando ho progettato l'Air Assist per questo, l'hanno inserito integrato in questo qua. C'è un tappino qua sopra dove si inserisce il tubicino e c'è già integrato l'Air Assist. Anche il sistema di messa a fuoco è migliorato, non serve più il cilindretto che usavamo per il modello precedente, ma qua a fianco c'è una levetta, semplicemente tiri giù, metti alla distanza giusta e sei a posto. Nella parte frontale invece abbiamo il fungo di emergenza, che è sicuramente positivo da avere in caso di problemi, il tasto di accensione e in mezzo fra questi abbiamo un attivatore con la chiave. Questo ti permette di abilitare o disabilitare il tuo laser e andare via con le chiavi. Molto comodo se lavori con altre persone oppure a casa ai bambini a cui non volete far usare il laser. Un'altra miglioria rispetto al modello precedente è sicuramente il homing degli assi, che come vedete non hanno più i limit switch per capire quando arrivano alla home, ma hanno semplicemente queste vitine qua con una nuova scheda di controllo e degli stepper nuovi che riescono a capire quando impattano con un urto. Quindi fisicamente l'asse va a sbattere contro questa vitina, la scheda di controllo capisce che è arrivato in fondo e torna indietro. Veramente un'altra soluzione molto geniale per andare a risparmiare un po' di componenti, ma comunque lasciare una funzionalità che è l'homing essenziale rispetto all'Aufero 2 che avevano fatto per renderlo economico, che era una cosa che io personalmente trovavo molto scomoda. Questo sistema di homing si chiama Closed Loop System e finora Ortur è l'unica ad averla implementato nei loro prodotti.
prodotti. Quando parliamo di laser incisori, la connettività è sicuramente uno degli aspetti che vanno a incidere la scelta di acquisto di un prodotto rispetto a un altro. Nel modello precedente c'era solamente la possibilità di utilizzarlo con il computer, quindi cavetto, aprivi il tuo programma. Io utilizzo Lightborn, ve lo consiglio perché è veramente formidabile, e non potevi fare altro, non era una macchina stand alone che potevi inserire la schedina come già fanno altri modelli e lasciarla lavorare in pace. Con questo nuovo Laser Master 3 hanno aggiunto un sacco di connettività. C'è la possibilità di collegarlo al computer tramite il cavo, cosa normalissima. C'è la possibilità di usare la schedina micro SD che ti danno in dotazione per metterci sopra il programma e comandarlo direttamente. Oltre a questo c'è anche il wifi, vedete questa antennina qua davanti? Serve per connettere il laser in rete e utilizzare un'applicazione dedicata per andare a stampare. Con questo modello avete sicuramente la scelta di capire qual è il modo migliore per voi di fare i vostri lavori. Posso immaginare che magari comprarsi un computer dedicato da lasciare ad una macchina sia una spesa in più. Con questo abbassate del tutto i costi. Piccolo consiglio che vi do: la schedina SD va inserita all'interno del laser anche se lo collegate via PC. Ho perso un po' di tempo durante la configurazione, non capivo come andava, bastava solamente leggere le istruzioni come al solito. Gli accessori che potete acquistare separatamente sono sempre i soliti: il rotary table per fare gli oggetti cilindrici, il tappetino in nido d'ape e l'enclosure ovviamente. Per lavorare con il quarto asse rotante hanno fatto una cosa molto intelligente, ovvero mettere un interruttorino qua dietro che abilita o disabilita l'asse Y. Nel modello precedente dovevamo per forza scollegare i cavi di un asse e inserire i cavi dall'altra. Adesso ti basta collegare i cavetti del tuo quarto asse e letteralmente girare un interruttore, semplificando sempre di più l'esperienza di utilizzo. L'ultimo consiglio che vi posso dare è aggiornare il vostro laser appena vi arriva a casa. Alcuni batch magari hanno ancora il primo firmware che ha qualche piccolo bug, è un'operazione molto semplice, in descrizione vi lascio un link per seguire tutta la procedura. Ora cominciamo subito coi test. Per fare questi test ho preparato un file ad hoc per testare le potenzialità di entrambe le macchine. Utilizzeremo questo file per andare a fare un test generico sia dal punto di vista dell'incisione sia dal punto di vista del taglio. Questo test qua ci serve per capire principalmente i settaggi ideali da dare alla macchina in base al materiale che vogliamo utilizzare. Il materiale con cui ho effettuato questi test è sempre multistrato da 4 mm. Quello che andremo a vedere ora sarà fatto senza l'ausilio dell'Air Assist, che vedremo successivamente solamente col test di taglio. Vedrete poi quanto cambia la situazione solo ad avere l'Air Assist. Come potete vedere, la prima parte qua a sinistra è un test di incisione, dove facciamo un test per potenza e per velocità. Quindi abbiamo da 1000 a 9000 mm al minuto e una potenza da 10 al 100%. In mezzo qua, come potete vedere, troviamo la potenza ideale per quanto riguarda le incisioni. Questo sulla destra invece è un veloce test di taglio, sempre con una passata a varie velocità, mentre questi qua più in basso ci fanno capire meglio il nostro fascio laser. Voi magari penserete che il fascio laser sia una cosa rotonda e invece no, è tipo quadrato barra rettangolare. Il fascio infatti non è rotondo ma ha una forma particolare che varia in base di altezza o larghezza. Nel caso del Laser Master 3 invece abbiamo un fascio laser che nel punto di messa a fuoco è 0,05 mm per 0,1 mm, quindi un decimo per mezzo decimo. Come vedete, da orizzontale a verticale il fascio cambia di poco, ovviamente a noi che magari ci concentriamo di più sulla fase di taglio interessa poco, però per chi vuole fare incisioni o comunque stampare delle immagini, questa cosa qui aiuta molto a capire anche come settare bene la macchina in fase di spostamento. Come vedete, un fascio è leggermente più largo dell'altro. Come era facile intuire, se li mettiamo a confronto, il Laser Master 3 ha un modulo che è il doppio più potente del precedente, quindi anche a potenze più basse riesce a incidere bene anche il legno. Sul test di taglio qua veloce, come vedete, riesce a tagliare più materiale, ok? E la cosa anche qua per il fascio laser è più piccolo, più preciso, mentre del Laser Master 2 Pro è un po' più spesso. Tutto qua. Ora passiamo al test che personalmente mi interessa di più, ovvero che cosa è in grado di tagliare. Non faremo ovviamente il test su tutti i materiali, ma vi farò vedere solo la capacità che ha di taglio. Questo test l'ho ripetuto in due varianti, una con Air Assist e una senza Air Assist. Questi due test sono molto semplici, è una griglia di 100 cubi che vanno da una velocità di 50 mm
mm al minuto a 10% di potenza fino al 100% di potenza a 500 mm al minuto. Il Laser Master 2 Pro ha solamente tagliato 2 cubetti, mentre il Laser Master 3 ne ha tagliati decisamente di più. Poi vedete però a 50 mm al minuto il taglio è venuto praticamente bruciato, quindi senza Air Assist per quanto riguarda il Laser Master 3 la potenza secondo me indicata comunque è sempre al 100%, ok, e 200 mm al minuto per quanto riguarda sempre il multistrato da 4 mm. Come vi anticipavo, il Laser Master 3 ha l'Air Assist integrato e adesso vi faccio vedere perché è una bella tega. Come potete vedere, semplicemente introducendo l'Air Assist anche il Laser Master 2 Pro ha incrementato la sua capacità di taglio, oltre a vedere un taglio nettamente più pulito anche a 50 mm dove prima aveva completamente bruciato, ora invece il taglio è più pulito e più efficiente, mentre il Laser Master 3 ha incrementato notevolmente la sua capacità di taglio fino a 350 mm al minuto. Questo ovviamente cosa comporta? Che introducendo una piccola tecnologia in più come l'Air Assist riesce a incrementare la tua capacità di taglio e risparmio di tempo. In questo è già integrato, in questo qua ho dovuto fare una modifica. Ho fatto tutto un video a parte, ve lo lascio comunque se volete andargli un'occhiata. Non ho voluto testare tutti i materiali e capacità perché comunque online e sul sito Ortur trovate tanti esempi e la scheda completa di cosa riesce a tagliare. Tanto per scrupolo sono riuscito a tagliare 1 centimetro in multistrato con una passata, il che questo è veramente una figata. Arrivando alle mie conclusioni, qua sicuramente Ortur ha fatto un lavoro incredibile dal punto di vista di design, soprattutto per quanto riguarda l'esperienza di assemblaggio, che con 4 viti ragazzi avete montato interamente il laser, mai vista una cosa così semplice, e anche dal punto di vista della progettazione del laser è veramente un lavoro ben fatto secondo me. Vi consiglio questo laser? Dipende, se volete entrare nel mondo della lavorazione al laser con incisioni o taglio per fare i vostri prototipi o piccoli prodottini, perché comunque con una macchina del genere riuscite anche ad ammortizzare la spesa facendo gadget o lavoretti del genere, ve lo consiglio totalmente perché con 700 euro circa avete una macchina completa con l'Air Assist integrato senza far modifica, a differenza del Laser Master 2 dove ho dovuto modificarlo, progettare l'Air Assist, comprare cose a parte. Qui è tutto integrato. L'unica cosa che non ti danno all'interno della confezione è la pompetta o il compressore. Ti consiglio di valutare l'acquisto se prendi una macchina del genere, ti lascio qui sotto in descrizione la pompetta che utilizzo io. Se invece siete già in possesso di un laser Aufero o di un laser Ortur, potete acquistare separatamente solo il modulo laser che viene venduto in kit con la scheda di controllo aggiuntiva da installare. Io l'ho già montato poco fa, ci ho messo circa 15 minuti, montate tutto e siete già pronti a lavorare. Vi lascio anche di questo tutti i link qua sotto in descrizione. Siamo arrivati alla fine anche di questo video, io ringrazio ovviamente i Patreon che sostengono sempre questo mio progetto e noi ci vediamo il prima possibile in un prossimo video.